penso, perché vedo sinceramente la carta della sicurezza, della positività. Ci vuole tempo, lo so che dice Antonella cosa vuoi, ci vuole tempo. Ci vuole un po' di tempo perché deve riflettere, deve capire e deve comunque ragionare con la sua testa. Ho capito quando hai detto deve ragionare con la sua testa. Brava, Ok. brava. Poi, ripeto, Ok. qualsiasi tipo di aiuto ti possa servire, ricordatevi tutti che io sono un operatore esoterico. Se vi Va serve bene, una mano, un aiuto, chiamatemi in privato, Cleo, cosa si può fare? Io ti dico quello che si può fare per intervenire, quali sono i costi, qual è la tempistica. Io sto qua per aiutarvi. va bene. Va bene? La ringrazio mille, buona giornata e grazie per la serietà. Grazie, grazie a te, buona serata. Grazie per la serietà. Allora, ecco qua, mi sa che abbiamo aggiustato l'audio, mi sa. Controlliamo sempre e andiamo a verificare se l'audio si sente. Su TikTok si sente perché stiamo parlando, però vediamo qua. Si sente anche qua, va bene. Pronto? Ciao, sono Melania. Ciao Melania, da dove mi chiami? Da Battipaglia, ci siamo sentiti la settimana scorsa Ah, dimmi. e voi mi avete detto che vedevate, diciamo, una persona che sarebbe dovuta, diciamo, venire in questi giorni. Allora, io il fine settimana ho sentito una persona e però non mi è molto chiaro perché è come se avesse improntato il rapporto sull'amicizia e soprattutto non lo vedo molto stabile. Ma io ti dissi, appena incontri la persona, mi chiami e noi controlliamo se è Esatto, quella giusta. esatto. Va E così ho bene. fatto. Allora, andiamo a salutare l'amica Giovanna Ferrara da YouTube che ci scrive, adesso si sente l'audio, grazie. Allora, dicevi quanto sei nata tu, quanto è nato lui? Allora, io il 26 febbraio 2002, lui il 21 settembre del 99. Vediamo. Non incrociare né gambe né braccia, fermami da questo momento in poi. Stop. Ok. Preparate carta e penna perché dopo dirò il mio numero di nuovo per la live. Vediamo se è una persona che fa per te, va bene? Sì. Lo vedo una persona molto tranquilla, però è troppo frittarella, capito? Corre troppo. In che senso corre troppo? Vuole arrivare subito al sodo, capisci? Ok, Eh. ok. Però lo vedo una persona affabile, una persona che ci tiene a te, vedi esce la carta della felicità della coppia ed il mondo. Quindi è una persona che è fattibile, è una persona che fa per te. Logicamente devi sempre valutare i fatti tuoi. Fa attenzione, Va bene. riguardati se sono rose fioriranno. Ok, ma quindi voi mi dite che cioè, gli piaccio, insomma, non... Gli piaci, ci tiene a te e vedo la sicurezza. Ok, Però va piano piano, capito? ok. Eh, Grazie mille. di niente, buona serata. A lei. Allora il mio numero, prendete carta e penna, segnatelo 345 630 81 72. Ripeto,
345 630 81 72. Pronto? Maestro, buonasera. Buonasera. Caro maestro, io devo chiedere una cosa. Io, dato che sono separato con mia moglie, Sì. però diciamo, abbiamo un ottimo rapporto, ci vedo. Volevo sapere se c'era, diciamo, la possibilità di tornare insieme. Ma da quanto tempo vi siete lasciati? Allora, noi siamo separati, diciamo, legalmente da 3 anni e mezzo, però, diciamo, siamo in ottimi rapporti, parliamo. Ah, ok. Da dove vi stai chiamando? Dalla provincia di Salerno. Provincia di? Salerno. Ah, Salerno. Vediamo se c'è possibilità. Poi, se c'è, si può dare un aiuto, vediamo quello che si può fare. Non incrociare né gambe né braccia e fermami da questo momento in poi pensando alla tua signora. Grazie. Ok, vediamo. Allora, ascoltami bene, attentamente quello che sto per dirti. Allora, la tua signora è una persona troppo buona. Perciò ho trovato in questa situazione ci sono state troppe chiacchiere a vuoto e troppe persone che non si sono fatte e corn loro, come si dice a Napoli. Lo so che è giusto. Quindi, che succede? Ci stanno troppo persone che la bombardano il cervello e la fanno pensare che il cervello so, perché se fosse per lei già sarebbe tornato. Capito? Sono persone di famiglia. Sì, signore. Ha bisogno di un aiuto, quindi che succede? Se ci tiene a questa persona effettivamente e vuoi salvare questa unione, visto che avete un buon rapporto, possiamo intervenire in aiuto. Mi chiami in privato e vediamo quello che si può fare. Sicuramente, maestro. Ti dico quello che si può fare, ti dico la tempistica più o meno, perché andremo a analizzare un po' il caso, ti dico il costo, ti dico tutto. Poi, se non vuoi fare, non vuoi fare, non lo fai. Sì, no, chiamerò sicuramente. Va bene? Sì, maestro, posso chiedere un'altra cosa? Prego. Se, diciamo, avevo di fortuna economicamente, perché sto attraversando un periodo anche un po'... Vediamo diciamo, subito. sì, Fermami quando vuoi. no, maestro. Ma tu lavori o no? Sì, lavoro. E allora i soldi vengono sempre dal lavoro. Però il discorso è questo, io vedo un periodo di blocco, ci sono state troppe uscite e poche entrate. Ho problemi, diciamo, gioco, e ho fatto, diciamo, diciamo, questa è la cosa, se riesco, non lo so. Il gioco porta a diavolo la gente. Vi devi perdonare. O più scema è chi ti richiatti i soldi io, che sai perché? Te lo voglio dire. Io negli anni che furono, anni trascorsi in televisione, se mi hai seguito qualche volta in TV, tanti anni fa io ho fatto vincere a tantissime persone perché il gioco a lotta era diverso, se pareva quando si tiravano
un numero bancolotto, ti facevano vedere quanti tiravano, li facevano vedere in televisione, mo ti devi stare di quelli che ti dice lo Stato italiano, non fanno vedere quando tirano i numeri all'otto, è tutto computerizzato e quindi non vincerai non mo e non mai. L'unico gioco che ipoteticamente si potrebbe vincere qualcosina è il gratta e vinci, perché quello lì sono stati già preparati dei pacchetti con una vincita, due vincite all'interno. Se succede a te, si fortunato, se no, ha perso un po' di tempo. Hai capito? Quindi il gioco dell'otto, oppure il gioco in macchinetta, sono soldi iettati, soldi buttati via. Adesso me li devo essere. Sono soldi buttati via. Ricordate sto fatto. O più scemo è chi che va a giocare, o è macchinetta o bancolotto. È tempo perso e soldi iettati. Un po' di, diciamo, di fortuna, come vedete, diciamo. Ma un poco di fortuna da sta ferma a finire giocare e la fortuna, tu mi vieni sempre a dire un po' di fortuna perché giocando dici io recupero, no, perdo ancora là di soldi. Poi diciamo se c'è qualcosa. Ogni tanto comprati un gratta e vinci, ogni tanto però, se qualcuno al di là, sopra di noi, ti vuole dare una mano e ti vuole aiutare, ti aiuta. È solo per questo. Sono stato chiaro? Chiarissimo, sempre come. Va bene, grazie. Buona serata. Ci vediamo in privato. Va bene, buona serata. Buonasera. Allora, linee libere 345 630 81 72, ripeto 345 630 81 72. Pronto, buonasera? Pronto? Sì, buonasera, prego. Buonasera. Vorrei sapere una cosa su mio marito. Sì, signora, cosa vuole sapere? Vorrei sapere se mio marito mi tradisce o no. Signora bella. Signora bella. Voi ve ne siete accorti mai di qualcosa? Voi ve ne siete mai accorti di niente? Insomma, c'ho Signora, presentimento. ma chi uomo non ha mai tradito una moglie? Chi uomo? Quello lì che non ha mai tradito è quello lì che non ne fa accorgere. È fine fine. Ma vorrei sapere se almeno c'ha... Vediamo, signor. No, signor, non mi chiedete tradimenti perché non voglio mettere i pensieri in testa a nessuno. Vi dico se si comporta bene oppure no. Stop. Quando è nato, signora? Lui è nato l'1 aprile del 53 e si chiama Antonio. Voi quando siete nata? Io sono nata 18/7/58. Vediamo. E mi chiamo Paolo. Signora Paola, non incrocia né gambe né braccia e mi fermi quando vuole, grazie. Non me ne dice niente. Mi fermi, signora, quando desidera. Stop. No, signora, suo marito si comporta molto bene, amante non ce n'ha. È chiaro? Sì. Quando parliamo di tradimento, parliamo di amante, non ce n'ha amante, ok?
quindi Va bene. è solo stanchezza matrimoniale. Ci vuole un po' di fantasia sia a qua che a là, ok? Sia parte vostra che parte sua, e vedrete che il rapporto prenderà un'altra forma. Se no, sta a dorma a bambina, arrivederci, grazie. Va bene, la ringrazio. Arrivederci signora, buonasera. Gli anni matrimoniali è un po' un babboccio, un babboccio. Sta a dormire la creatura e non sciosci più. Pronto? Pronto? Buonasera, Salve, buonasera. prego. Sono Walter, Dimmi. chiamo da Frosinone. Sì, Ciao, senta, volevo sapere se mia moglie ritorna a casa. Vivo da solo da 6 anni praticamente. sì, un attimo solo. Voglio rispondere, Prego. voglio rispondere su YouTube a Viviana Monti che mi dice: parole di cattivo esempio pronunciate sul tradimento. Quindi, secondo te, tutti gli uomini tradiscono? Non esistono uomini seri che hanno occhi lontano per la propria donna? Che delusione. Beato te che credi Allora, carissima Viviana Monti, beato te che credi ancora a Cappuccetto Rosso. Complimenti, complimenti, complimenti. Io sono un uomo, non dovrei dire certe cose, però in 40 anni di attività di questo settore lavorativo delle scienze esoteriche ne so di cotte e di crude. Se tu credi ancora a Cappuccetto Rosso, beato te, cambi 100 anni, guarda, cambi 100 anni. Ok? Scusami Walter. Ma niente, figurati, ci mancherebbe. Allora, ripetimi la domanda precisa. Allora, volevo vedere se mia moglie ritorna a casa, se riesco a riunire questa Da famiglia. quanto tempo è andato via? È andata via il 23 dicembre del 2015. Ma vi sentite ancora? Guardi, noi non ci siamo mai sentiti. Ah, ecco. Praticamente lei praticamente si è messa in mezzo a un giro strano e Vediamo, praticamente è stata vediamo, plagiata. vediamo cosa rispondono le carte, va bene? Però purtroppo non è colpa sua. Vediamo, non dirmi più niente. Allora, ripetemi la tua data e la sua. Allora, la mia data, io sono nato il 3/05 1971. Sì, 17 febbraio del 1971. perfetto, ok. Da questo momento in poi fermami quando vuoi, non incrociare né gambe né braccia, grazie. Ok. Fermati. Grazie. La tua signora è stata molto plagiata. Sì. Oltre a essere plagiata, diciamo che è una donna molto amante del denaro. È quello che l'ha rovinato. Sì. E quindi è come avere uno scudo davanti Sì. e che la tengono come tirata per i capelli, per intenderci. Non ho capito, scusi, si è interrotta la linea. La tengono come tirata per i capelli. Ho capito. Quindi un ritorno, anche se lei lo vorrebbe per quiete vivere, non può.
capisci? Non ho capito, perdonami. Hai detto per il inquiato vivere, la tengono tirata per i capelli? Anche se lei vorrebbe tornare o avrebbe voluto tornare, per quiete vivere lei non l'ha fatto. Ho capito. Sono stato chiaro? Sì, ma quindi non tornerà praticamente da quello che vedo. No, io ritorno, non lo vedo, devo essere sincero. Ho capito. Va bene? Ok. La posso contattare in privato? Senz'altro, si conserva il mio numero, quando vuole mi chiama in privato. Va bene, grazie. Arrivederci. Allora, l'amica Viviana Monti su YouTube mi risponde: non credo a Cappuccetto Rosso, credo ai principi etici che ancora per fortuna esistono. Buona serata. Beato te, che ti devo dire? Beato te. Io dico sempre che quando sto in TV oppure qui in live, un attimo chiedo scusa, non indosso nessuna maschera, sono io, dico sempre quello che penso e quello che vedo. Sarebbe più facile prendervi per il culo, ma non amo prendervi per il culo, amo dirvi la verità, non le bugie o le stronzate per accontentarvi. Se tu credi che l'uomo c'è sempre un uomo che non tradisce, io ti dico di no. Se non lo fa davanti alla propria moglie è perché già l'ha fatto precedentemente prima di sposarla. Quindi ha deciso di stare in grazia di Dio, ma l'ha fatto nel passato. Ok? Poi ognuno la pensa come vuole e ognuno crede a ciò che vuole. Questa è la vita, perciò è bella la vita. Pronto? Sì, pronto. Allora, noi ci siamo già sentiti. Sì. E lei mi aveva detto che la persona, insomma, nel mio cuore tornava. Sì. Siccome lui ha voluto che io gli spedissi tutta la sua roba che aveva qui da me Sì. a casa, Sì. in pratica oggi gli è arrivata tutta la roba. Sì. La mia domanda è: mo questo si dà la mossa a tornare oppure no? Allora, ricontrolliamo tutto, però Sì. la cartomanzia ti dice ciò che lui ha nella mente. Quindi può tornare tra un anno, può tornare si decide a tornare fra 3 mesi, 5 mesi, questo noi non lo possiamo prevedere, il tempo io non lo posso prevedere, capito? Dammi la data di nascita e vediamo cosa dicono le carte. 12/8/78. Tu invece? 20/05/76. Allora, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ferma. Ok. Sì, mi dà l'allontanamento, così il distacco mi esce, ma mi esce anche il cambiamento in lui, il ripensarci, capito? Quando ti ripeto, io non te lo posso dire perché non lo vedo quanto, però vedo che ci sarà il suo ripensamento. Ok? Ok, va bene. Ti ringrazio. Di niente, ti abbraccio. Un abbraccio. Buona serata. Buona serata. Allora, l'amico Francesco Magro risponde su YouTube: Viviana Monti, ci sono anche i social che sono la rovina di oggi, bravo. Si cade troppo spesso in tentazione, purtroppo la vera fedeltà è cosa rara. Di finti santi è pieno il mondo. Bravissimo Francesco, ci sei arrivato prima di me, complimenti. Imma Immacolata si dice: salve, io vorrei sapere come andrà tra me e mio marito. Lui Aniele 18, no, Imma, tu pensi che io mi metto a leggere i commenti? No, devi telefonare, chiamami, il numero l'ho messo nella bacheca, vedi, c'è il numero 345 630 8172, io ci metto la faccia, tu ci metti la voce e possiamo avere un consulto, va bene? Chiamami in diretta e avrai un consulto.
Viviana Monti, ma perché ti devo dire le cose diversamente? Va bene, fa come vuoi, pensi come vuoi, io sto qui a dire le cose che io vedo, mi avverto, poi ognuno fa come vuole, va bene? Tu credi a ciò che vuoi, assolutamente, nessuno ti contraddisce e viviamo tranquilli tutti, va bene? Ti auguro per 100 anni che tu non inciampi in nessuna trappola del genere. Pronto? Pronto chi è? Teo? Maestro Teo? Sono io, buonasera. Buonasera, sono una vostra appassionata, diciamo, che vi segue. Grazie. Mi chiamate qualche volta per qualche consulto. Prego, prego. Mi chiamo Giovanna. Giovanna. Dimmi. Niente, posso fare una domanda? Come no? Dimmi. Allora, niente, qualche tempo fa ci siamo sentiti e lei ha visto che c'era un prossimo incontro amoroso, cioè avrei fatto un incontro, Sì. premesso che sono una single. E niente, volevo sapere, insomma, questo incontro se è a breve. Cioè, a breve inteso, Ma io- ovviamente non il giorno, non il mese, cioè a breve, Vediamo, cioè, ma te l'ho già detto forse tra il periodo più o meno, no? Sì, però ho conosciuto qualche persona, però Ma non io vorrei che... ma io ti ho detto pure quando incontri questa persona mi chiami e noi controlliamo se è quella la persona giusta. Tu l'hai fatto? No, E allora, mo che perché vuoi? l'ho conosciuto da qualche settimana, quindi non nemmeno il tempo di frequentarlo. Ci sono stati degli Gesù, incontri. Gesù, Gesù. Io ti avevo fatto la previsione che tu incontravi una persona e quando la incontravi mi chiamavi per controllare se è lui la persona giusta. Ok, allora vi do la data? È così semplice, mo sta persona tu l'hai incontrata, giusto? Un attimo soltanto, perché io ho un problema di udito. Allora, poiché ho smorzato e ho preso l'altro telefono, ho un poco fatica a seguirla, quindi per questo motivo ho difficoltà Va nel bene. comprenderla. Va bene, quindi sì, volevo darle i dati di questa persona. Mo sì, dammi i dati di questa persona. Allora, lui si chiama Carlo, è 27 giugno 63. Tu invece? Io 17 giugno 69. Allora, dobbiamo controllare se questa è la persona giusta, anche se non ti piace sta persona, io sa già già. No, mi piace. Andiamo a vedere. Non mi piace. Fermami quando vuoi. Va bene. Stop. Ok. Allora, vediamo il trionfo. Che succede? Dovrei incontrarlo tra una decina di giorni. Sì. Chiedo scusa per prima, però ho difficoltà nel No, non ti preoccupare, perché non vorrei che vengo passata per una deficienza. No, assolutamente, no. Il discorso sai qual è? Che io purtroppo vado a specificare i dettagli, è un mio difetto. Non amo prendervi per il culo. Allora il mio essere pipì dettagliato a volte Io la conosco bene, sono anni che a volte dà fastidio a qualcuno. No, a me no, Perché se mi chiama una persona e mi dice, tanto per dire, voglio sapere se mio marito mi tradisce, io per quale vivere, per farla contenta, io dovevo dire no, ma quando questo qua ma voi mica siete, perdonatemi,
perdonatemi, al di là della vostra alta professionalità, perché sono millenni che fate questo mestiere, però mica siete un rovina famiglia, cioè poi No. bisogna vedere anche la psiche delle Brava. persone, perché c'è gente pure Però che ci sono può stupide, commettere- però ci sono stupide lo so. che amano sentirsi dire chi le treglie i corno, quando mai, chi le treglie i corno, ah, li fai Sì, felici sì, come una sì. Pasqua. Ma chi uomo nella vita non ha tradito? Eh Ma chi no, uomo ci non ha stanno tradito? ancora ci sono ancora chi crede le favolette, purtroppo. Evidentemente è un altro mondo. E chi lo sa. Allora, stammi a sentire, questa persona, Sì, o meglio dire, tra te e questa persona io vedo il trionfo, cioè siete fatti uno per un altro, giusto? alleluia, alleluia. Però c'è di mezzo, io vedo lontananza. Probabilmente questa lontananza potrebbe creare alcuni fastidi. Quindi, sta cosa, se tu te la sai gestire, ti dico che sono rose che fioriranno. Vabbè, perché abitiamo in luoghi diversi, Ecco. però in Campania stessa. Sì, vabbè, però ci sono degli uomini che si sanno spostare pure 10 metri, ma pare che hanno a fare un viaggio. Hai capito? Perciò sappiatela gestire sta cosa, perché andrà Sì. bene. Maestro, voglio solo sapere questo incontro come andrà, adesso che lo vedrò. Te l'ho Cioè, detto, per me andrà bene. ma lui mi farà capire qualcosa, ci sarà un invito, È chiaro che ti farà capire qualcosa. ma un invito lo vedete oppure no? Sì, ti ho detto di sì, ti ho detto devi saperti, va bene. te lo devi saper gestire. Ok, se mi invita io ci vado. Tranquillo, tanto siamo. Vabbè, non vi preoccupate, lo so, comunque vi faccio sapere, vi tengo al corrente, maestro. Va bene, Gioia. Scusatemi per prima, No, Scusatemi. figurati. Buona Vi serata. vi lascio una santa serata e buon lavoro. Grazie, buona Sempre in serata. gamba, sempre in gamba. Grazie. Buone cose. Grazie. Buone cose. Ciao. Salutiamo anche a Gina Cacioppo che dice buonasera su YouTube. Ciao Ginetta, buonasera. Buonasera a te. Allora, un abbraccio a tutti quelli che mi stanno a seguire su YouTube, vi voglio un sacco di bene e un abbraccio a tutti quelli che mi seguono dal social puttanaio, io chiamo, Facebook. E che marmaglia. Allora, vediamo un po', 345 630 81 72. Gina, devi telefonarmi solo telefonicamente, non facciamo più consulti con commenti. Il numero l'ho messo nella bacheca qua, 345 630 81 72. Pronto? Buonasera maestro, Buonasera. io vi chiamo non è la prima volta che ci sentiamo, vi ho contattato anche in passato. E mi fa piacere. Allora maestro, io volevo sapere su di un mio amico che non vi nascondo che in passato aveva dell'interesse per me e c'è stato anche qualcosa. Ora lui non vive in Italia, però scenderà a breve, il mese di maggio ritorna in Italia. Io volevo sapere se mi cercherà ancora, se torneremo a vederci, se tornerà in lui l'interesse nei miei confronti. Sicuramente, vediamo subito. Mi devi dire quanti anni tieni, che segno sei? Allora, io sono nata il 20 ottobre dell'84 e sono Bilancia. Lui si chiama Raffaele, è nato il 5 febbraio del 78. Ok, allora, non incrociare né gambe né braccia No, e fermami quando vuoi. ok. Stop, maestro. Ok. Gina, il numero è nello scrollo sotto
al monitor, vedi lo scroll che cammina in rosso? Vedi che lì trovi il numero di telefono, grazie. Ma diciamo che c'ha un bel ricordo di te, carissima, eh? Sì. Quindi parliamo a scopo di amicizia, ti cercherà. Capito? Ok, però non succederà comunque niente di... Questo sta ai vostri corpi, se si congiungono. Però qua mi esce la carta dell'amicizia, il sole uscente e la notizia, ciò vuol dire che ti cercherà. Ecco qua. Queste 3 carte qua dicono tutto. Speriamo bene, perché siamo stati invitati pure allo stesso matrimonio, quindi mi auguro che sia una giornata piena di... Vedrai che sarà di gioia. vedrai che sarà una giornata piena di ricordi. Va bene, vi ringrazio tanto, maestro. Buona serata. Arrivederla, maestro. Arrivederci. Allora, il numero di telefono per la diretta live è 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Allora. Allora, squilla il 3, pronto? Buonasera. Prego. Volevo sapere di me e di mio marito. Allora, mi devi dare che segno sei, quanti anni tieni tu? Allora, io sono Scorpione, Anni? ne ho 49. Tuo marito invece? Mio marito è del 78 e ne ha 44 e deve fare. Quindi la domanda precisa qual è che fai alle carte? Vorrei sapere se mio marito mi ha mai tradito. Questo non te lo dirò, non te lo dirò mai. Ti posso dire se tuo marito è una persona che puoi fidarti, è una persona che si comporta bene nei tuoi riguardi. Va bene, d'accordo. Ok? Il fatto delle corna, questo io non voglio mettere i pensieri in testa alle persone. Ve ne dovete accorgere voi se vi pesa la testa oppure no. No, fino ad oggi no. Ho avuto No, e prima qua, qualche dubbio. qua io per dire le verità mi metto contro a tanti di voi e Le non famiglie. voglio prendervi per il culo anch'io, va bene? Così sarete tutti contenti. No, vabbè, vediamo se è sincero, se mi ama. Fermami quando vuoi. Stop. Amica mia, lo ripeto, lo strapeto, la persona che pensa che il marito non l'ha mai cornificata vuol dire che il marito è bravissimo a non farne accorgere. Lo so che mi metto contro a tanti uomini adesso, ma quella è la verità. Non amo dirvi le bugie, voglio, è inutile. È inutile. No, io non l'ho detto, io non lo so, io ho chiesto. se Allora, mio marito- io ti dico, ascoltami bene, che tu hai un marito d'oro. Oggi, attualmente, qua, allora, cerchiamo di specificare un po' le cose. Benissimo. Per me il tradimento è quando un uomo ha una amante. Mhm. E quella è una cosa
è una cosa cattivissima perché sta trascurando la moglie, trascura la famiglia per correre appresso a un'altra donna. Ma non è che, dico tuo marito per dire un altro marito, incontra una persona che lo salta addosso e dice no, stai ferma, capisci? Sì, 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 Le, certo. le due differenze. Sì, certo, Quindi certo. tuo marito amante non ce n'ha, è una No. persona squisita che è molto disponibile Sì, sì, vero, ed è vero. una persona che nella vita ha sofferto tanto da piccolo, si può dire, in famiglia, che non mai e poi mai ti farebbe del male. Ah, va bene, speriamo No, fino garantito. alla morte. Garantito, non ti preoccupare, lo sai, io sono uno diretto, quindi se c'era qualcosa te l'avrei detto. Si vede, va se c'è qualcosa, vero? Sicuramente. Va bene. Grazie tante. Buona serata, buonasera. Buonasera da lei, arrivederci. Allora, vediamo un po', Gina, se il telefono è occupato, mi chiamo, come faccio a rispondere? Adesso è libero, forza 345 630 81 72. Se fate il numero velocemente, riuscite a prendere la linea, purtroppo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Volevo sapere se c'è un ritorno Sì, da dove stai chiamando? dalla Calabria. Dalla Calabria. Allora, mi devi dare il tuo segno zodiacale e la tua età? Allora, io sono gemelli, ho 29 anni. Mhm. Lui è cancro, ha 24 anni. Avete fatto una bella accoppiata, gemelle e cancro. Mamma! Due malatori, due malati. Sto sbagliando. Bravo! Bravo. Che vendo i carciofi qua io? Allora, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Fermati. Ricordati che io dico sempre solo la verità. Lo so, che siete una bravissima persona. Ma da quando è andato via? Una settimana. Vedo che torna, perché un'altra come te non la trova. Capito? Sì. Quando? Il ritorno lo vedo ed è molto molto vicino. Quindi io penso in 10 giorni questa persona tornerà da te. Ma a qualcuno? No, al momento no, sei tu al momento che ti interessa anche un'altra persona. Non dirmi di no. Sì. Sì. A me non scappa niente, tornerà. Quindi si sarà vivo lui? Sì. Va bene, gentilissimo. Buona serata, Grazie anche a voi. Arrivederci. arrivederci. Qua è solo verità, ragazze. Purtroppo non so prendervi per i fondelli. Amo leggere le carte e i miei 40 anni di attività mi hanno portato ad essere più diretto. È chiaro? Non amo dirvi le cose che voi vorreste sentirvi dire. Pronto? Pronto, Cleo? Sì? Devo stare a Cleo?
Sono io, chi è? Sono Cleo, buonasera maestro. Chi è? Sono Gina. Uè, Ginetta, buonasera. Ginetta che è una mia iscritto su YouTube. Dimmi tutto, Gina. Volevo sapere qualcosa in generale. No, o generale a che ora sta a Roma, sta riposando. Allora in amore, dai. Allora, mi devi dare la tua data di nascita, o meglio, quanti anni c'hai, che segno sei? Allora sono 51 anni che l'ho fatto oggi e sono Ariete. Auguri. Grazie. E c'è un compagno? C'era, ma non so se ci ritorno. E quindi cosa vogliamo vedere? Vediamo se ci ritorno oppure una nuova fiamma. Avvicina un po' il telefono perché non ti sento. Ho detto un ritorno, non so, è una nuova fiamma, non lo so. Ok, allora vediamo un po' se ci sarà il ritorno di un vecchio oppure ci sarà un nuovo. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Stop. Sì, sì, un attimo che controllo, Abbassi il volume. Allora, Gina, stammi a sentire. Sì. Mi dica. Ci sarà una nuova conoscenza. Mhm. Sta qua, dopo ti faccio vedere la carta, eccola qua. La nuova conoscenza che sarà il trionfo, quindi è un qualcosa di un nuovo cammino sentimentale che ti darà veramente tanta tanta felicità. Grazie a Dio. No, è così, lo sai che io... Speriamo. Va bene? Va benissimo, la ringrazio maestro e una buona giornata. Buona serata Gina, buona serata a te. Arrivederci. Ringraziamo l'amica Gina che ci segue da YouTube. Un abbraccio all'amica Gina e il numero di telefono ritorna libero 345 630 81 72. Ultima telefonata per quanto riguarda questa live, ultima telefonata e vediamo chi la fa. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, prego. Io sono Mirko, chiamo dalla provincia dell'Aquila. Sì, dimmi Mirko. Volevo sapere per un ritorno anch'io. Sì, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Allora, io ho 37 anni, quasi 38 e sono del Leone. Sì. La compagna? Lei ha 40 anni e Acquario. Da quando è andato via? Da qualche mese. Fermami da questo momento quando vuoi. Va bene. Stop. Ok. Allora, ci troviamo davanti a due caratteri un pochettino complicati, nel senso che lei è una tipa molto espansiva, molto aperta, Vero? mentre te sei un tipo molto chiuso, molto preciso e molto calcolatore. Sì, vero. Quindi lei ha suo, attenzione, a suo modo di pensarla, parlo di lei, Sì. con te ha sofferto perché cercava quello che tu non gli davi, nel senso a modo suo tu l'hai voluto bene, l'hai amata, la ami ancora, Certo.
ma a modo tuo, capito? Perciò parlavo a livello caratteriale, perché lei, o meglio dire, tu ci sei nei suoi pensieri, sta qua. Ah, Però mi esce anche la carta del diavolo, che è il dio del male, come se qualcuno la stia plagiando mentalmente. ok. Sono stato chiaro? Sì, sì, come no. Quindi il ritorno per il momento io non lo vedo. Va bene, Però sei nei suoi pensieri. va bene, grazie mille. Buona serata. Buona serata a lei. Ed era l'ultima telefonata, stop con le telefonate, stop. Non ci resta che salutarci perché il tempo è tiranno. Quindi io ringrazio a tutti quelli che mi hanno chiamato, a tutti coloro che continuano a seguirmi, a quelle lì magari che non gli ho detto ciò che volevano sentirsi dire, perdonatemi. Chiamate altrove perché io non amo prendervi per il culo. Se cercate qualcuno che vi prende per il culo, dovete cercare qui su TikTok, ce ne sono tanti che stanno lì e vi dicono cose che volete essere detto. Così rimarrete contenti, soddisfatti e gioiosi. Con me, se è bianco è bianco, se è nero, se è rosso è rosso. Ok? Allora, un abbraccio a tutti quelli che mi seguono da YouTube e andiamo a salutarli. Ciao a tutti, a domani alla stessa ora. Ed andiamo